gente molesta, accorsa numerosa in codesta sera de gaudio. Prepariamoci ad accogliere su codesto palco, sì tanto molesto quanto gaudiente, dalla coppia di Cazzaro Semi-Live! I campioni del rum e pera, i cavalieri della molestia, i principini della dolcezza. Ci avete capito di chi sto parlando? Un copioso tripudio di mani per i dolcissimi Roma Piana! Buonasera ragazzi, tutto bene? Come li vedi i tuoi tosati? Guarda che dolcissimi, buonasera amici! Anche se un lato di molestia alle stelle qua, sarà anche ai birete che poi bevuto oggi pomeriggio però. Fate un grossissimo applauso ai Sex on the Beaches, che sono prima gli altri! Gli altri che io anche ringraziare, Carlo. Ma del tutto di più in realtà. Non stai lì, come se dovessimo andare a mangiare. Fioraso, ragazzi, che si siamo fiati. Io mangiare massa, o no? Ti come sei, Giancarlo? a me c'è più che mangiare o beveste. Ecco, devi mangiare che mangia poco. Comunque, però, siamo pronti ragazzi, sì o no? Basta di fare Luzzi, uno che me sta massa e per il culo. Io affezionato, cosa ha detto? Io che pare sempre di stare sul taga che capito? E lei? Guarda che solo così così, comunque, sento bene? Ci sto bene, ci sto bene. Oh ragazzi, incontrerei dall'accento che le ho fiato foresta, mi sono fatto sentire casa, così. Ma io ci stavo da 30 anni qua in Vicenza. E ci facciamo ancora di Roma, non capivo perché. Non so, Ma ci possiamo dedicare a sti bravi ragazzi un bel coro? Sto coro si fa: siamo vicentini, siamo dei americani, veniamo a casa, veniamo fuori, siamo tutti quanti, noi daremo dei diverti, anche stasera, con sacchetta. Hai visto che se hai inserito tutto? Pensa che gli altri fare sto collo giro, dopo che oggi scendiamo a suonare a Verona e pensa che siamo vicentini. Se vero, ieri anche a Dio Ricciane botte una volta mi pensato fossi vicentini. Guardate ragazzi, purtroppo mi piacerebbe essere vicentini. Ecco, vedi, invece. a me ho fortuna di essere stato vicentino un orario. Tra gli altri mi piacerebbe. Perché beve tanto mi ha fatto la cittadinanza onoraria Giancarlo in base all'etilometro. Mi ero anche trasferito qua in provincia proprio per essere proprio ambientato del tutto, capito? Mi ricordo. Ascolta, ci dedichiamo Ci sono stato un posticino localetto tanto tranquillo, qua c'è una ragazza che ci aveva detto: se vuoi ti apro tutto il mio culo. Qua vicino, sì, siamo i ragazzi, i guys. sulle mani per il porcellissimo grosso Sporty al basso.
fa sempre il meglio, penso che non